Anticipo subito che gli altri incontri della rassegna saranno tutti in sala Chilesotti, quindi spero non ci siano confusioni nelle sedi. Stasera abbiamo ospite Giulia Albanese, docente dell'Università degli Studi di Padova, di cui vi leggo un breve profilo. È professoressa ordinaria di storia contemporanea, attualmente coordinatrice del dottorato di studi storici, geografici, antropologici dell'Università di Padova e Ca' Foscari di Venezia. Si è laureata in storia all'Università Ca' Foscari e ha conseguito il dottorato all'Istituto Universitario Europeo di Firenze nel 2004. Borsista all'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli, assegnista di ricerca all'Università di Padova, ricercatrice tra il 2014 e il 2016 ad Oxford. Ha pubblicato numerosi saggi e monografie, alcuni titoli: La marcia su Roma 2006, Dittature mediterranee, sovversioni fasciste e colpi di Stato in Italia, Spagna e Portogallo 2016, Il fascismo italiano, storia e interpretazioni, pubblicato da Carocci nel 2021, e assieme a Lucia Ceci I luoghi del fascismo, memoria, politica e rimozione, che è l'argomento di cui ci parlerà questa sera. Si occupa di fascismo, crisi dello Stato liberale e violenza politica nella storia italiana ed europea nella prima metà del Novecento. In particolare ha studiato la violenza politica delle origini del fascismo, il suo ruolo nella crisi della democrazia liberale. Ha poi affrontato il nodo della comparazione tra movimenti e regimi fascisti e autoritari nell'Europa degli anni '20. Ultimamente si sta occupando della ricezione dell'esperienza fascista nell'Europa tra le due guerre e di cittadinanza italiana e fascismo. Dalla primavera del 2018 è membro del comitato scientifico dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano ed è presidente dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Lascio subito a lei la parola e la ringrazio per la disponibilità a venire a Bassano. Grazie mille, sono molto felice di essere qui a Bassano questa sera e vorrei ringraziare la Biblioteca Civica di Bassano e il dottor Pagliantini per l'invito e l'ospitalità. Questa sera vi parlerò di questo progetto, che è un progetto che ha dato origine a questo libro che vedete, di cui abbiamo parlato, che è un progetto che ho curato per l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che è il capofila nazionale di una rete di istituti per la storia della Resistenza in tutto il territorio nazionale. Ce ne sono circa 60 in tutta Italia. L'Istituto Nazionale Parri è nato all'indomani della fine della guerra e della Resistenza per volontà di Ferruccio Parri, appunto, e di diversi gruppi partigiani che non intendevano lasciare allo Stato la documentazione archivistica delle brigate partigiane, ma intendevano creare dei luoghi specifici per la conservazione, chiaramente in una situazione in cui ancora non si fidavano completamente delle istituzioni dello Stato e ritenevano che il potere controllare queste carte potesse essere un elemento centrale. Da qui sono nati una serie di istituti per la storia della Resistenza, il primo dei quali è nato a Milano, poi ne sono seguiti altri, in Veneto particolarmente importanti quelli di Belluno e Padova inizialmente, e poi via via in altre parti d'Italia, dove ne sono nati fino agli anni 90. Allora, l'Istituto Nazionale Parri si è posto il problema nel centenario, o prima del centenario della Marcia su Roma, di capire come lavorare sulla memoria e sulla storia delle origini del fascismo e in qualche modo anche sull'eredità del fascismo in Italia. Questa decisione è venuta, poi entrerò nella conferenza, ma vi volevo dare un po' di premesse al lavoro. Questa decisione è avvenuta in una fase particolare perché negli anni immediatamente precedenti all'avvio di questo progetto, che si è sviluppato o ha cominciato a svilupparsi tra il 16 e il 18, era emersa un'importante discussione all'interno dell'istituto relativamente all'opportunità o meno che nella cittadina di Predappio, che credo tutti sappiate dov'è e perché è rilevante per questa storia, c'era stato un progetto di alcuni storici di costruire un museo nazionale del fascismo nella Casa del Fascio. Casa del Fascio di Predappio, che è tuttora, adesso forse stanno cominciando a restaurarla, ma che è rimasta a lungo chiusa,
e essendo un edificio totalmente sproporzionato rispetto alla quantità di abitanti della città di Predappio, in qualche modo era un edificio di cui occuparsi in qualche modo, cioè di capire che cosa fare o meno. Attorno a questa proposta c'è stata una discussione molto accesa tra gli storici contemporaneisti se fosse opportuno o meno costruire un museo del fascismo a Predappio. Opportuno perché da una parte serviva a ripensare anche l'identità politica di questa cittadina che, come sapete, è meta di turismo nostalgico, legata soprattutto alla visita della tomba di Mussolini, che è presidiata, come sapete, da sostanzialmente nostalgici, diciamo così, e quindi con l'idea che magari un museo del fascismo potesse in qualche modo aiutare questa città a fare i conti in maniera diversa con il fascismo. E poi c'erano altri storici, in parte tra cui anche la sottoscritta, che ritenevano invece che mettere un museo nazionale del fascismo a Predappio costituisse più un problema che una soluzione, perché da una parte identificava la questione del fascismo in Italia con la figura di Mussolini, e chiaramente è, come vedremo anche nel corso della mia conferenza, è particolarmente problematico identificare con la figura di Mussolini l'intera esperienza di un ventennio di fascismo che ha attraversato il nostro paese, e in secondo luogo perché ovviamente la presenza proprio di questo turismo nostalgico e di questa tomba crea una situazione in cui parlare di fascismo è particolarmente complicato. Tanto più che se l'Italia ritenesse di dover fare un museo sul fascismo, probabilmente sarebbe opportuno farlo nella capitale o nella città che ne ha visto la nascita, cioè Milano. Quindi da questa discussione siamo usciti positivamente ragionando su come si potesse riflettere su questa eredità italiana del fascismo, e abbiamo pensato che un lavoro, una ricerca, una riflessione intorno a quali sono i monumenti e i segni del fascismo storico in Italia potesse essere una buona strategia per ragionare sul rapporto tra italiani e fascismo. E da qui siamo partiti. Da qui siamo partiti rendendoci velocemente conto che se noi andiamo a vedere e a cercare segni, simboli, monumenti dell'epoca fascista e che rievochino l'esperienza del fascismo storico nel nostro paese, possiamo trovare migliaia di questi oggetti, cioè di scritte, di fasci negli edifici, di monumenti, di statue, eccetera. E questo è il punto di partenza. Questo non vuol dire però che non sia stato fatto nessun lavoro o nessun tentativo di fare i conti con questo patrimonio, che è un patrimonio ideologico però significativo. Una delle prime immagini che vi voglio proporre, se ci riesco, è l'immagine dell'università in cui insegno, il Palazzo del Bo, che nel suo cortile nuovo ci mostra come, nel tempo le eredità del fascismo siano state in qualche modo sovrapposte, messe l'una accanto, una serie di monumenti, di segni siano stati messi uno accanto all'altro per prendere le distanze da un'immagine e una memoria che il fascismo aveva voluto costruire di sé. L'Università di Padova ha conosciuto un momento di grande trasformazione e ripensamento negli anni 30 grazie a un rettore nazionalista e fascistissimo, Carlo Anti, che ha permesso la costruzione di diversi edifici, tra cui i più importanti sono il Palazzo del Bo e il Liviano, o tra i più importanti. Al cortile nuovo del Palazzo del Bo c'è tuttora, e non vi ho mostrato una scritta con scritto Mussolini Dux, che è dietro questo cortile, sono tuttora presenti immagini
voglio dire, affreschi e bassorilievi costruiti e realizzati durante il fascismo, che evocavano una certa idea dell'Italia, del ruolo della gioventù italiana, questa è guerre coloniali e seconda guerra mondiale, e quindi un messaggio anche bellicista. Questa immagine e queste bassorilievi non sono stati cancellati alla fine del fascismo, sono stati però modificati. Qui c'erano delle date molto specifiche rievocanti, no? I conflitti fascisti, c'erano dei fasci littori che sono stati tolti, ma è rimasto il bassorilievo. Accanto però a questo ci sono una serie di altri segni. Uno di questi segni è l'opera d'arte di Cunellis, che rievoca l'impegno resistenziale dell'Università di Padova, medaglia d'oro per la Resistenza. Un'altra è il Palinuro di Arturo Martini, anche questo un monumento dedicato a uno studente dell'Università di Padova ucciso durante la guerra di liberazione. Allora, ci sono luoghi in cui la sovrapposizione di monumenti e messaggi diversi costruiscono un tessuto di narrazioni che effettivamente prende le distanze da un modo di pensare al fascismo che il fascismo ha costruito negli anni 30 e 40, senza che questi messaggi vengano cancellati. Semplicemente si prova, e talvolta si riesce, ma questo è un processo piuttosto raro, a costruire una sovrapposizione di discorsi che permetta di ragionare o quantomeno di essere consapevoli che quel luogo, l'Università di Padova, non si riconosce più in quei messaggi. Ci sono poi molti luoghi, monumenti, scritte, vie dedicate a personaggi della storia del fascismo che sono rilevanti in quanto ci dicono delle cose, ma non sono politicamente attivi. Che cosa voglio dire? Voglio dire che nel momento in cui noi ci siamo posti il problema di mappare, di guardare e trovare e evidenziare la presenza di luoghi commemorativi e in qualche modo indicativi di un messaggio che ancora rimaneva sul nostro territorio, profondamente segnati da un messaggio fascista, ci siamo resi conto che la maggior parte di questi luoghi non ha una caratterizzazione politica. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi luoghi ci sono, ma non sono luoghi di attiva commemorazione politica. Non sono luoghi spesso che vengono neanche, valorizzati in quanto tali, ma rimangono. Un esempio può essere, e lo vedremo più avanti, l'obelisco Dux al Foro Italico di Roma, che chiaramente porta con sé un messaggio, ma che non è un luogo di manifestazioni nostalgiche. Quindi la maggior parte di questi luoghi rievocanti il fascismo storico, cioè costruiti tra il 22 e il 45, oppure ci sono anche questi, e questi però hanno un po' un significato diverso, poi ritorneremo. Comunque i luoghi costruiti tra il 22 e il 45, fermiamoci qui per il momento, sono luoghi che non sono politicamente attivi. Il fatto che non siano politicamente attivi, non deve però in qualche modo farci pensare che non siano politicamente significativi. Le statue, i monumenti non sono libri di storia, non sono pezzi di una storia che ci viene narrata e in quanto tale costruiscono un percorso in cui ci deve essere tutta la storia. Le statue e i monumenti sono sempre intesi come statue e monumenti commemorativi, cioè sono intesi come luoghi caratterizzanti e come luoghi che esprimono un messaggio politico.
per cui il fatto che non siano politicamente attivi è rilevante, ma questo non fa di loro dei luoghi ideologicamente spenti. La maggior parte degli italiani non vivono questi luoghi come luoghi problematici. In alcuni casi non sanno neanche che determinati luoghi, per esempio determinati nomi di vie, sono legati a una commemorazione di un passato fascista. In altri casi passano attraverso questi luoghi pensando che appunto il fatto che non siano politicamente attivi ne fa dei luoghi, diciamo, semplicemente che evidenziano un passato senza portare messaggi. Ciò nonostante, i monumenti, le iscrizioni e i nomi delle vie ci pongono due questioni. E le questioni sono, io penso, queste. Cioè, da una parte, nel momento in cui osserviamo la presenza, e vedrete poi quant'è pervasiva questa presenza, la presenza di questi segni, bisogna porsi il problema di come questi segni influenzano il modo in cui gli italiani pensano al fascismo. L'altra questione è come questi luoghi influenzano il modo in cui gli italiani pensano alla propria identità nazionale. Le due cose sono strettamente connesse perché il fascismo dal 1922 al 1945, in modi diversi e in fasi diverse, ha avuto come obiettivo quello di costruire un modo, diciamo, nuovo, ma non troppo, di riflettere sull'italianità. Cioè, coltivando una tradizione, ha, diciamo, delimitato una tradizione in modo che di quella tradizione rimanessero solo quei pezzi che erano funzionali al discorso fascista. E progressivamente i pezzi utilizzati sono stati sempre di meno. Questo vale, diciamo, per il passato, ma vale anche per chi poteva essere considerato cittadino italiano a pieno titolo durante il fascismo. Il fascismo difende l'italianità, ma progressivamente dice: gli antifascisti non sono italiani, i non cattolici non sono, bisogna starci attenti. Poi dice qualche cos'altro, dice chi non parla italiano non è italiano, anche se è cittadino italiano. E poi dice chi è ebreo non è italiano. Questo è un modo di costruire e di ridefinire progressivamente l'italianità, tagliando via via dei segmenti a un tutto che si dava nel 1922. Questo succede spesso anche con i pezzi della storia d'Italia, e lo vedremo. Allora, come potete vedere, questo è, diciamo, una mappa dei luoghi che finora sono stati mappati da questo sito dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, che potete visitare anche voi, diciamo, separatamente. Il sito si intitola luoghidelfascismo.it, contiene in questo momento 1800, se non erro, luoghi, che sono luoghi diversi, cioè dentro ci sono i monumenti, ci sono i nomi delle vie, ci sono le scritte fasciste, ci sono le immagini di Mussolini e via dicendo. Ci sembrano tantissimi, ma in realtà questi luoghi sono una piccola selezione della quantità di segni che il fascismo volle lasciare di sé tra il 1922 e il 1945. Cioè, quello che a noi pare un'Italia molto piena di una simbologia del ventennio è in realtà un'Italia in cui questa simbologia è stata ampiamente
cancellata in alcune fasi specifiche. Una di queste fasi è l'estate del 1943, il 25 luglio del 1943, quando con la caduta di Mussolini una serie di statue e monumenti e anche nomi di strade dedicati soprattutto a Mussolini e ai suoi familiari e ai più visibili tra i leader fascisti vengono abbattute, distrutte, cancellate, eccetera. Come sapete, tra il 43 e il 45, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, con la Repubblica Sociale, alcuni di questi luoghi vengono rimessi in funzione, riutilizzati o riproposti, però poi nella primavera del 1945 c'è un'altra fase di cancellazione di luoghi e di simboli. Questa eliminazione di simboli, che riguarda soprattutto Mussolini e i suoi familiari e i gerarchi più noti del fascismo, è, diciamo, una distruzione che penso abbiamo tutti in qualche modo in mente e che, se volete, diciamo, vedere in maniera più, rievocare in maniera più chiara, c'è un film che trovate anche in rete di Valerio Zurlini del 1959 che si chiama Estate violenta, dove si vede proprio nel momento in cui viene diciamo, dimissionato Benito Mussolini e la notizia si sparge, si vede questa immagine di questa folla che va a buttare giù una statua con il duce del fascismo. Quindi diciamo è un fenomeno che conosciamo, e però quello che non conosciamo o che non possiamo ricordare e che non ricordiamo più è l'importanza della presenza della figura di Benito Mussolini nelle strade e nelle vie d'Italia. Allora, vedendo una mappa del genere si dice forse c'è un problema, cioè è stato mantenuto troppo, ma ragionando invece su quello che c'era, ci possiamo rendere conto anche di quell'Italia, di quali erano i segni nei quali camminavano gli italiani e le italiane tra il 1922 e il 1943. Qual era la importanza della presenza della figura del duce e dei suoi familiari nelle strade e nelle vie d'Italia. E questa è una cosa su cui bisogna riflettere, perché ovviamente, diciamo, ci dà anche la misura del modo in cui l'Italia nei secondi anni 40 ha fatto o non ha fatto alcuni conti con il fascismo. Vi mostro un solo caso, ma ce ne sarebbero molti altri. Tra le statue distrutte c'è senz'altro questa statua equestre di Benito Mussolini, ce n'erano molte in giro per l'Italia. Questa era allo stadio Vittorio di Bologna e viene distrutta il 26 luglio 1943. Che cosa succede di questa statua nel momento in cui viene tirata giù? Succede che dei pezzi della statua si rompono, la testa di Mussolini viene trascinata da un corteo in giro per le strade di Bologna, della statua, la testa della statua, e poi viene recuperata e di fatto scompare, salvo il fatto che adesso è nell'Istituto di Studi Storici per la storia della Repubblica Sociale. Quindi è stata recuperata, nascosta e poi, diciamo, riportata in luce in qualche modo, o difesa o in qualche modo tenuta o conservata. Il resto della statua però subisce un'altra sorte, e la sorte è quella di diventare, il bronzo di questa statua viene utilizzato per costruire questo monumento ai due partigiani che è sempre a Bologna. Questa vicenda, tra l'altro, è molto interessante, è stata ricostruita da una collega che si chiama Simona Storchi. È molto interessante perché il passaggio dalla statua decapitata a quel punto a queste statue richiede un parere della sovrintendenza che afferma l'assenza di un valore artistico nella statua equestre precedente, che rende possibile il riutilizzo di questi materiali.
Allora, quello che succede a Bologna succede in moltissime parti d'Italia, cioè la cancellazione di simboli e statue e la vendetta contro degli oggetti, delle statue, da parte di una parte della popolazione civile, spesso non organizzata e spesso, diciamo, autonoma, non guidata in questa direzione, al momento dell'imprigionamento di Benito Mussolini. Non abbiamo il tempo qui di ragionare sul perché avviene o perché non avviene, magari possiamo approfondirlo. La cosa che però a me preme sottolineare, visto che stiamo parlando di luoghi e simboli, e che mi preme che vi resti in mente, è l'importanza della presenza della figura di Mussolini nell'Italia tra il 22 e il 45, diciamo il 43. Quando si parla di fascismo come regime totalitario, significa anche questo. Significa che gli italiani erano messi nelle condizioni di pensare, e il pensiero non era una fantasia, era una realtà, che Mussolini li vedeva, che qualsiasi cosa loro facessero, questa qualsiasi cosa sarebbe arrivata alle orecchie del duce. Questo è stare in uno stato totalitario. Quel luogo nel quale il privato non esiste ed è continuamente e perpetuamente sotto un controllo politico. Per dare questo messaggio, la presenza e la moltiplicazione delle immagini del duce è un elemento fondamentale. Ed è un elemento che, per esempio, emerge molto chiaramente soprattutto in libri di viaggi in Italia da parte di giornalisti o spettatori stranieri, perché, diciamo, al contrario degli italiani che entrano in questo stato totalitario un po' progressivamente, forse non accorgendosi pienamente di quanto poi questo controllo sia sempre più capillare, o non potendosene pienamente, diciamo, e criticamente rendere consapevoli, gli stranieri ci raccontano proprio questo. Questo è un giornalista francese che si chiama Henri Béraud, che pubblica un libro, non è neanche particolarmente antifascista, pubblica un libro nel 1929 che si intitola Ce que j'ai vu à Rome, cosa ho visto a Roma, e che arriva a Roma dopo aver visitato la Turchia di Ataturk e la Russia di Lenin. Quindi qualche cosa lo sa come sono fatte le dittature, non è proprio, diciamo, sprovvisto di indicazioni. E lui dice: ovunque si guardi c'è Mussolini, Mussolini, Mussolini. Ovunque si guardi, ovunque si vada, si troverà Mussolini, Mussolini, Mussolini. Ovunque andiate, qualunque cosa facciate, quello sguardo vi seguirà. Ovunque l'occhio del padrone. Mussolini è onnipresente come un dio. Moltiplicazione di immagini non significa solo moltiplicazione di statue e di monumenti, significa anche una diffusione capillare di foto, quadri, ritratti per le vie, per le strade, nei negozi di tutto il paese. Ovviamente queste immagini vanno messe in relazione con la propaganda del regime e sono un obiettivo ricercato del regime. C'è un volume di un critico d'arte del 1932 fascista, si intitola L'arte e il duce, in cui Sapori, il critico d'arte in questione, dice nel 1932: il numero di ritratti di Mussolini non si potevano più contare, e aggiungeva: quelli di Augusto, Giulio II o Napoleone non potranno essere comparati in quantità a quelli che verranno prodotti su Mussolini. La moltiplicazione delle immagini del duce è funzione di un preciso messaggio politico. Queste immagini sono state ampiamente distrutte nel post 1943. Cioè sono state distrutte soprattutto nel 43 e nell'estate del 45. Di queste immagini noi non abbiamo pienamente memoria, anche se nei musei, in molte istituzioni pubbliche, probabilmente negli archivi o nei magazzini, queste immagini sono ancora presenti.
Forse avrete visto tutti un quadro del pittore futurista Balla, sulla marcia su Roma, che è un quadro che è conservato dalla Fondazione Agnelli, che in realtà è sul retro di un altro quadro che è quello che viene generalmente esposto. Questo dipinto di Balla è un dipinto, diciamo, di un'immagine che conosciamo tutto, l'immagine dei quadrumviri che marciano su Roma, molto, diciamo, con uno stile molto realistico, molto diverso dal Balla che conosciamo, però quello è una delle tante immagini che sono state a lungo nascoste di questa diciamo, propaganda anche artistica, mirante a moltiplicare le immagini di Mussolini, moltiplicarle con un preciso scopo politico. Alcune altre immagini sono presenti talvolta anche in luoghi disturbanti. In qualche modo l'obelisco Dux di cui abbiamo parlato, ma anche questa immagine che vedete nella prefettura di Foggia e anche il fregio di Bolzano di cui andremo a parlare, ci mostrano immagini di Mussolini in qualche modo dominante, delle immagini che, diciamo, contrastano con la cancellazione delle immagini avvenuta nel 43-45 e in qualche modo contrastano anche con gli ideali repubblicani che dopo di allora si sono affermati. Tra queste immagini, e non vi ho messo le foto, c'è senz'altro anche l'apoteosi del fascismo di Luigi Montanarini. Credo che l'abbiate tutte presente, perché questa immagine è un quadro, è nel salone d'onore del CONI, che viene tuttora utilizzato per delle conferenze stampa ufficiali. Una delle più famose di queste conferenze stampa vedeva il Presidente del Consiglio Matteo Renzi seduto sotto questo quadro che rappresenta appunto un Mussolini trionfante. Questa immagine è stata a lungo nascosta da delle tende, mai cancellata, ed è a questo punto stata restaurata e continua ad essere utilizzato questo luogo come un salone d'onore e un luogo di conferenze stampa internazionali. Ora, per gli italiani spesso questo non è un problema, ma gli stranieri ogni tanto si stupiscono quando vedono queste cose. Allora lì il problema ovviamente non è la cancellazione, ma l'opportunità del avere in un luogo ufficiale in cui si fanno le conferenze stampa con dei presidenti del Consiglio, magari anche con stranieri, eccetera, farle proprio lì sotto con un Mussolini trionfante. Altre immagini, per esempio, sono quelle di Duilio Cambellotti con un trittico della marcia su Roma al salone d'onore della prefettura di Siracusa, e lì sono rimaste sempre molto chiare ed evidenti per chiunque entrasse nella prefettura. Però uno degli elementi su cui bisogna riflettere è il fatto che anche la risignificazione dei posti e, diciamo, la presa di distanza dai significati politici che alcuni di questi simboli rappresentano è cambiata nel tempo. Vi faccio un esempio. Questo obelisco, questo che vedete qui, l'obelisco Dux, scusate, vi ho indicato l'immagine che vedo io, nel 1948 il Foro Italico nel 1948 è stato luogo in quel luogo è stata fatta una importante festa dell'unità in cui ha parlato Palmiro Togliatti, all'indomani scampato dall'attentato diciamo, mirante a ucciderlo. Chiaramente quando nel 1948 il Partito Comunista Italiano va lì sotto quell'obelisco Dux a fare una festa dell'unità e lì fa parlare il suo leader all'indomani di un tentativo di omicidio, sta in qualche modo contrastando o sta invertendo il discorso politico del fascismo, in qualche modo imponendo una presenza diversa e un messaggio politicamente molto contrastante a quello che era il messaggio di quel luogo. E quindi c'è un tentativo di risignificazione da parte di una delle forze politiche dell'Italia repubblicana di quel luogo. È evidente che però quel tentativo di risignificazione
vale lì e ora, nel 1948, ma noi nel 2023 abbiamo ancora questo obelisco con scritto Mussolini Dux, che appunto non è disturbante per la maggior parte degli italiani, ma è piuttosto evidente a chi da fuori arrivi in Italia e si chieda come mai un obelisco dedicato a un dittatore sia ancora lì, in un posto, diciamo, non solo sia ancora lì, ma sia ancora lì senza nessun tipo di niente, non una spiegazione, non una presa di distanza, non una niente. Nella maggior parte dei luoghi in cui questi simboli tuttora sono presenti, lo Stato italiano o le istituzioni preposte, che siano esse amministrazioni comunali o prefetture, come nel caso di Siracusa o altro, in qualche modo non si pone il problema di fare qualche cosa con queste immagini e con questi simboli, immagini e simboli che contrastano con i valori, diciamo, democratici di cui queste istituzioni sono portatrici. Un'eccezione negli ultimi anni particolarmente rilevante è il caso di Bolzano. Non so se qualcuno di voi è stato negli ultimi anni a Bolzano. A Bolzano ovviamente hanno una serie di problemi che non hanno a che fare con i simboli, diciamo, del fascismo, ma un po' anche sì, e questi problemi diciamo, si sono reverberati a lungo in, diciamo, due luoghi. Un luogo è l'Arco della Vittoria, costruito dall'architetto Piacentini, in un luogo molto significativo, perché è un luogo della parte della città italiana che guarda verso l'Austria e che in qualche modo afferma l'italianità del luogo, la vittoria italiana, anche come elemento di nazionalista e di, diciamo, imposizione, no? di una vittoria. Dall'altra parte c'è questo enorme bassorilievo di cui vedete qui solamente vedete è un po' un'ombra, ma la cosa è molto interessante perché ovviamente il pezzo che vi ho presentato è un Mussolini a cavallo ancora una volta e vedete che sotto c'è scritto anche credere, obbedire, combattere. Questo fregio ha una storia molto interessante perché in realtà nel 1943 questo fregio non era ancora finito. Non è un resto del periodo fascista. Nel 42-43 questa parte centrale è finita, ma non è ancora posata al suo posto e viene diciamo situata qui. L'hanno studiato degli studiosi di Bolzano che si sono messi a riflettere su questi luoghi nel 1957. Nel mezzo, tra l'altro, di tensioni indipendentiste, violenze, eccetera, di questo luogo. Allora, nel 2000 la regione autonoma si pone il problema di che cosa fare con questi luoghi, perché questi luoghi lì, più che in altre parti d'Italia, continuano a creare contrasti, tensioni, no? Sono dei simboli che parlano ancora e che ancora in qualche modo, diciamo, respingono un pezzo della popolazione di questa città. La regione autonoma riflette su che cosa fare e, diciamo, avendo una serie di vincoli, perché diciamo, l'Italia ha delle leggi per la tutela del patrimonio artistico particolarmente avanzate, sono delle leggi che di fatto limitano molto quello che si può fare con un patrimonio artistico di 70 anni prima, e chiaramente questo pone dei vincoli a che fare sia con questo bassorilievo sia con l'Arco della Vittoria. Mette a riflettere una serie di studiosi e questi studiosi producono, diciamo, un'articolata storia di questi due monumenti che è significativa non solamente per il periodo,
diciamo agli anni 30 e 40, ma come abbiamo visto fino agli anni, almeno agli anni 50, e che la raccontano. Sotto all'Arco della Vittoria c'è un'importante mostra che racconta la storia anche delle tensioni etniche presenti a Bolzano e che in qualche modo sono la storia novecentesca di questo territorio, della difficile convivenza all'interno di questo territorio, ma poi ragionano su come trovare il modo per tutelare questi monumenti e al tempo stesso prenderne le distanze. Cioè considerarli un pezzo di una storia che non va cancellata, ma che va in qualche modo discussa, che va evidenziata per quello che è una memoria rispetto alla quale si prendono delle distanze. E nel bassorilievo di cui vi sto parlando, uno dei modi in cui questa distanza viene presa è attraverso la posizione di una scritta a LED, quindi si può togliere, non va a distruggere il monumento, e questa scritta è una frase di Hannah Arendt che dice: è vietato obbedire. La frase è sopra la scritta credere, obbedire, combattere. Non dappertutto va così. In alcuni luoghi proprio il passaggio degli anni e il fatto che ci sia una tutela dei beni artistici che viene esercitata in modo particolare dopo un settantennio fa sì che si facciano una serie di restauri che ripristinano e fanno tornare fuori cose che negli anni 40 erano state cancellate e le valorizzano. Cioè scritte, immagini, simboli del fascismo che le comunità cittadine negli anni 40 decidono di cancellare o di oscurare e che poi vengono restaurate com'erano e dov'erano negli anni 2000. Ce ne sono tanti di questi casi. E queste scritte sono le più diverse. Io qui ve ne presento una, questa è Messina: osare, durare, vincere. Allora, l'eliminazione di scritte, monumenti e statue del 43-45 è un'eliminazione selettiva, cioè va a toccare in modo particolare le immagini, le figure e anche i nomi legati a Mussolini, alla sua famiglia e ai gerarchi più, diciamo, conosciuti e riconoscibili. Questo fa sì che questa eliminazione di simboli costituisca più una demussolinizzazione che non una defascistizzazione, e di fatto questo elemento va, diciamo, si allinea in parte a quello che è il cambiamento politico del luglio 1943. Il 25 luglio finisce Mussolini, non finisce il fascismo, no? Non finisce neanche la guerra come gli italiani avevano sperato. Cioè c'è un cambiamento all'interno della classe dirigente che fa sì che Pietro Badoglio, un generale fedelissimo al fascismo fino a quel momento, venga messo a fare il Presidente del Consiglio e, diciamo, guidi una transizione che, nell'idea di chi la sta facendo, dovrebbe eliminare gli elementi più radicali della dittatura fascista, ma facendo rimanere lì un impianto monarchico e autoritario. Allora, questa demussolinizzazione non è fare i conti con il fascismo e non è neanche defascistizzare l'Italia. Per chi ha vissuto e vive, no, tra il 43 e il 45, ma ha vissuto magari con sofferenza o progressivamente con sempre maggiore insofferenza il fascismo, è però qualcosa, e per alcuni di loro è anche forse qualcosa in più di qualche cosa.
In più bisogna considerare che quando nel 1945, dopo la guerra civile, il passaggio, diciamo, avviene, cioè la transizione avviene in maniera più significativa, una serie di elementi anche di, diciamo, inversione del significato politico di alcuni di questi luoghi avviene in maniera più significativa. Pensate per esempio alle case del fascio, la gran parte delle quali diventa sede di camere del lavoro, di partiti politici antifascisti, eccetera. Questo dura fino agli anni 50, poi negli anni 50, diciamo, generalmente vengono sbattuti fuori da queste sedi e lo Stato avoca a sé questi edifici che sono edifici pubblici, ma di fatto tra il 45 e il 53-54 questa inversione è avvenuta, e tra l'altro è un'inversione che politicamente avviene tante volte, perché anche le camere del lavoro degli anni 20 in fondo negli anni 20 erano diventate, dopo la conquista da parte delle squadre fasciste e la violenza fascista, sedi del fascismo. Quindi c'è una doppia inversione, anche se una parte di queste case del fascio che vengono occupate nel 45 sono in realtà edifici costruiti apposta negli anni 30 e 40 e non più le vecchie camere del lavoro. Però appunto i luoghi, i monumenti, gli edifici, diciamo specie quelli che hanno un valore politico, sono soggetti a questi andate e ritorni della storia, che sono particolarmente significativi. Vi ho fatto anche l'esempio del Foro Italico e della Festa dell'Unità con Togliatti, che risponde a questo tipo di diciamo, passaggio. Che cosa ci raccontano questi passaggi? Ci raccontano da una parte, diciamo, che il valore, il significato dei luoghi cambia a seconda del tempo e delle generazioni. E questo ha delle implicazioni, perché significa che in qualche modo ogni generazione deve fare i suoi conti con i simboli del passato rispetto alle domande che in quel momento ogni determinata generazione si deve porre. E quindi forse non è un caso se negli ultimi 5-6 anni ci si è posti il problema di che cosa fare di questi monumenti e di questi simboli del fascismo. Ci si è posti questa domanda, questo progetto è precedente, anche in ragione di altri movimenti che stanno avvenendo in altre parti del mondo, che vanno in una direzione proprio di ripensare, no? I simboli, le statue, che significati si portano dietro e che identità o che immagini delle identità nazionali si portano dietro. Sto pensando a tutto il movimento di Black Lives Matter, alle statue, all'attacco alle statue, diciamo, di schiavisti, eccetera, che si è verificato sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti. Allora, demussolinizzazione non è defascistizzazione. La figura di Mussolini è però assolutamente centrale nella costruzione di una propaganda fascista, ma non mancano anche altre figure e proviamo rapidamente a vederle. Una figura particolarmente rilevante è, scusate sto andando indietro, è Michele Bianchi. Forse non molti di voi, non so se lo sapete chi è il primo segretario del Partito Nazionale Fascista, un uomo del fascismo delle origini che muore nel 1930. A Michele Bianchi è dedicato un monumento funebre nella sua città natale a Belmonte Calabro. Il monumento è lì come era negli anni 30, invariato e diciamo sempre presente. Un altro esempio è il monumento a una squadrista fascista, Ines Donati, che muore piuttosto presto all'inizio degli anni 20, a cui è dedicata una statua nel 1937 e questa statua viene però demolita e il monumento riutilizzato come un monumento ai caduti negli anni successivi alla guerra. Un altro esempio è quello di Costanzo Ciano, che muore nel 1939 e a cui il consuocero di Benito Mussolini, suo figlio era il marito della figlia preferita di Benito Mussolini, Edda Ciano. A Costanzo Ciano vogliono costruire un importante monumento, di questo si parla nel volume, a Livorno. Il monumento non viene mai finito in ragione della guerra.
e a Livorno non sanno cosa fare di questo monumento. Conclusione: il pezzo di monumento costruito è ancora lì, in rovina. E a un certo punto, in questo momento non mi viene in mente quando, ma potrete andarlo a vedere, negli anni mi pare 80 c'è addirittura un bambino che muore arrampicandosi in questo monumento. È una tragedia. Però diciamo questo è anche il segno di come una comunità cittadina, diciamo, preferisce non pensare e lasciare lì un rudere piuttosto che decidere di cancellarlo o riadattarlo. Altra figura, Italo Balbo. Italo Balbo muore precocemente nel corso degli anni 30. Nel 34, ancora vivente, gli viene costruita una colonna a Chicago in memoria delle sue trasvolate oceaniche. La colonna di Chicago è ancora lì, però non gode di una grande monumentalistica in Italia, perché Balbo non è una figura, diciamo, è un potenziale rivale di Mussolini, e Mussolini non apprezza molto, diciamo, le figure che possano in qualche modo contrastare la sua immagine. Però questo ruolo nell'aeronautica è tuttora valorizzato. Nel 2014 gli viene dedicata al Ministero della Difesa un busto che è dentro il cortile del Ministero. A queste figure sono tuttora dedicate una serie di vie. Ci sono ancora 38 vie in Italia dedicate a Michele Bianchi, che diciamo quelle che siamo riusciti a trovare, una trentina dedicate a Italo Balbo e una decina dedicate a Costanzo Ciano. Non ho tempo e modo di raccontarvi nel dettaglio come questa memoria ha, diciamo, una caratterizzazione geografica diversa, per esempio nell'odonomastica, ma è molto evidente che la storia della guerra civile, della Repubblica Sociale, eccetera, ha un impatto nel modo in cui questi monumenti, ma anche i nomi delle vie, vengono conservati o meno in Italia. Ci sono molti meno strade dedicate a Vittorio Emanuele III, in generale alla famiglia Savoia in Italia settentrionale, e questo, diciamo, non solo e non tanto perché nell'Italia settentrionale si è votato molto di meno a favore della monarchia di quanto non si sia fatto nell'Italia meridionale nel 1946, quanto soprattutto perché la Repubblica Sociale Italiana era una repubblica, per quanto sociale italiana, e quindi i nomi legati ai Savoia vengono ampiamente cancellati tra il 43 e il 45 e ovviamente mai più ripristinati nella Repubblica nel 46, mentre nel Sud Italia quest'opera di cancellazione non avviene e quindi non avviene neppure la rimozione successivamente, o non in quelle dimensioni. Come pure, diciamo, il livello di cancellazione, di ridenominazione dei nomi delle vie nell'Italia settentrionale e soprattutto nelle città dell'Italia settentrionale appare molto chiaramente più ampio di quanto non sia nell'Italia meridionale, perché ovviamente lo scontro del 43-45 fa sì che, diciamo, ci sia una sensibilità politica accentuata nei confronti di queste figure. Allora, la cosa però su cui vorrei soffermare di nuovo l'attenzione è il fatto che, diciamo, la presenza di questi simboli non è un dato naturale di ogni regime, è il modo in cui il regime fascista costruisce la sua immagine per il presente e per il futuro. Ancora nel già nel 1922, nel marzo 1922, quindi diversi mesi prima della marcia su Roma, Benito Mussolini andava in Germania a tessere dei rapporti con la destra radicale tedesca e in quell'occasione scriveva un articolo sul Popolo d'Italia dicendo: se si gira per Berlino non si vede la Repubblica di Weimar, è pieno di nomi di vie dedicati agli Hohenzollern. Cosa diceva Mussolini? Nel marzo 22 diceva: se c'è un cambio di regime dovrebbe esserci anche un cambio di simbologia dello Stato, che io nella Repubblica di Weimar non riesco a vedere.
Benito Mussolini va al potere, come sapete, con la marcia su Roma nell'ottobre 22, la prima legge sull'onomastica italiana è del 1923. È la prima legge in cui a livello nazionale e non locale ci si pone il problema di chi debba decidere cosa, e diciamo quello che era in passato una pertinenza dei poteri locali, cioè a livello cittadino, viene messa sotto il controllo centrale. Cioè nella legge del 23 si dice che è il Ministero dell'Istruzione che deve in qualche modo accettare le scelte locali di denominazione delle vie. Nel 27 è invece, in questo momento mi sfugge, ma insomma è comunque il controllo centrale. Queste leggi rimangono in vigore fino agli anni 90. Segno che c'è una precisa volontà e una precisa consapevolezza nel fascismo italiano e di Benito Mussolini nel capire e nel pensare che i simboli sono importanti per la costruzione delle identità politiche. Non sono elementi episodici né casuali. E infatti uno degli obiettivi principali del fascismo una volta salito al potere è il controllo della memoria della Grande Guerra. No? Il fascismo, Mussolini si presenta al sovrano dicendo: vi porto l'Italia di Vittorio Veneto, e al tempo stesso, fin dal 1922, tende a riorganizzare e a mettere le mani, a controllare anche fisicamente la memoria della Grande Guerra. Una memoria che viene sempre di più centralizzata, diciamo in qualche modo affoggia e diciamo legata all'immagine della costruzione del potere che ha il fascismo. Non che non ci fossero stati monumenti, ovviamente non c'era stato tanto tempo tra il 18 e il 22, monumenti precedenti al fascismo, alla Grande Guerra. C'erano stati in quei 4 anni anche monumenti che segnalavano la presa di distanza delle comunità locali da quella scelta bellicista, pur ricordando i caduti. I monumenti della Grande Guerra non necessariamente devono essere dei monumenti che diciamo aderiscono alla Grande Guerra. Si può ricordare e commemorare i morti della guerra pur ricordando che questi stessi morti e le loro comunità erano contrarie a farla quella guerra. Ma ovviamente questo non è qualche cosa che nell'Italia fascista si possa dire. Come pure la concentrazione in monumenti singoli e nazionali di questa memoria è funzionale a un linguaggio che è un linguaggio, scusatemi ho saltato dei pezzi, che è un linguaggio legato alla retorica fascista. Non ho il tempo ovviamente di riflettere più a lungo su questo, ma chiaramente diciamo questi presente negli anni 30 dicono anche qualcos'altro oltre che la presenza di quei morti, e la scelta di isolare il corpo di Diaz da tutti gli altri e quindi creare una rappresentazione del potere in cui c'è un leader e le masse rimanda a un immaginario politico. Un immaginario politico con cui, ma questo dovrebbe essere l'oggetto di un'altra conferenza e non voglio entrarci, con cui l'Italia repubblicana prova a fare i conti, ma li fa con grande difficoltà. Perché il fascismo è riuscito ad accaparrarsi questa memoria. C'è poi la questione di come e con che difficoltà la memoria della Seconda Guerra Mondiale viene o è oggetto di commemorazione in questo paese. E questo è legato da una parte al fatto che un pezzo importante del modo in cui si commemora e diciamo anche si costruisce l'onomastica in questo paese è legato alla memoria militare. Non capita solo in Italia, ma sicuramente capita in Italia, fin dal Risorgimento.
Ovviamente questo elemento si enfatizza durante il regime, ma questo fa sì che le nostre vie sono piene di medaglie d'argento, d'oro, eccetera, alla memoria militare. E ovviamente va benissimo, ma al tempo stesso, quando si commemora, onorano medaglie d'oro concesse durante il fascismo per guerre d'aggressione compiute dal fascismo e in cui l'Italia attualmente non si riconosce, i problemi ci sono. E chiaramente c'è anche la separazione tra l'individuo e la scelta politica, ci sono tutte queste considerazioni, ma questo c'è. E questa è una questione con cui ancora stiamo facendo i conti, cioè come al tempo stesso ricordare o valorizzare pezzi della storia nazionale, ma anche ricordare la loro problematicità. La decisione recente di intitolare una giornata alla memoria dell'Alpino, il 26 gennaio, il giorno prima del giorno della memoria, ricordando la battaglia della Nitogolaevka, che è una battaglia, diciamo, eroica, ma compiuta all'interno di una guerra di aggressione e genocidiaria, ci mette davanti a tutte le nostre contraddizioni sulla memoria nazionale. Allora, abbiamo quindi migliaia di segni, molti di meno di quanti avremmo potuto avere, ma ancora moltissimi. Segni che ci mostrano la presenza di una memoria differenziata nel Paese, articolata, e in cui il rapporto tra identità nazionale e memorie locali è un rapporto molto, diciamo, molto in movimento, potremmo dire, cioè molto differenziato a seconda delle realtà. L'altra cosa che va segnalata è che, diciamo, i posti, i segni, i monumenti politicamente più attivi del fascismo sono i cimiteri. Predappio è un esempio, ma non è l'unico esempio. E questo ci dice molto sia delle ideologie politiche e del modo in cui vengono riattivate e del modo in cui si coltivano, ma anche di alcune scelte precise che sono state fatte durante l'Italia repubblicana, perché ovviamente se è un dovere etico quello di commemorare i morti a prescindere, non è un dovere della comunità mettere insieme e tutti vicini i combattenti della Repubblica Sociale Italiana, no? Cioè si può scegliere di mettere separati e di evitare l'effetto commemorazione collettiva. Allora, come incide tutto questo sul modo in cui noi ci raccontiamo il fascismo nel secondo dopoguerra? Perché io credo che tutto questo abbia una profonda, abbia un rilievo profondo nel modo in cui ce lo raccontiamo. Naturalmente non da solo, cioè ci sono molti modi in cui il fascismo viene raccontato nel secondo dopoguerra. Ma certo, il fatto di poter vedere decine di migliaia di edifici funzionali, stazioni, scuole, municipi, costruiti durante il fascismo e ampiamente riconoscibili come tale, e anche molti dei luoghi dell'assistenza legati all'architettura fascista, senza vedere, perché non si vede più, tutta quella diffusione di immagini di Mussolini, rinforza l'idea di una dittatura benevola. Rinforza l'idea di una dittatura modernizzante, rinforza l'idea di un regime che tutto sommato ha fatto cose buone. E ci fa vedere anche come, per esempio, nella nostra memoria nazionale, tutto sommato, le esperienze coloniali del fascismo non siano state a lungo di alcun problema per la comunità nazionale.
abbiamo tante vie coloniali, scusate adesso, abbiamo tante mappe coloniali, abbiamo ancora moltissime iscrizioni in ricordo delle inique sanzioni, le sanzioni che la Società delle Nazioni impose alla Italia aggressiva, che aggredisce l'Etiopia, che sono lì senza nessuna presa di distanza. Questo caso che vi presento sono iscrizioni di Palazzolo Acreide, è una delle poche, diciamo, in molti casi queste lapidi sono state cancellate, ma ce ne sono ancora molte in giro per l'Italia. È uno dei pochi casi in cui un'amministrazione comunale ha deciso sì di tenere questa lapide, ma anche di scrivere accanto: la lapide posta sopra venne collocata sulla facciata di questo palazzo e di altri comuni in segno di protesta contro le cosiddette sanzioni economiche e commerciali imposte all'Italia dalla Società delle Nazioni per l'invasione dell'Etiopia. La stele tentava di giustificare, eccetera, eccetera. L'amministrazione comunale ha preferito non rimuovere questa lapide, testimonianza di un periodo della storia d'Italia che va ricordato alle nuove generazioni per evitare di ricadere negli errori del passato. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che sostanzialmente non si cancella il passato ed è utile tenerlo lì, però uno dei problemi è essere consapevoli che i messaggi che ci vengono dal passato non sono, che i segni del passato non sono silenziosi, ma parlano ancora e raccontano ancora delle cose alla nostra comunità. E quindi nel momento in cui noi, diciamo, ragioniamo su questi aspetti, dobbiamo in qualche modo ragionare anche sul modo in cui singole comunità possono riuscire a utilizzare questi segni del passato per raccontarsi tutta intera la storia che hanno vissuto. Grazie. Ringrazio la professoressa. Se ci sono delle domande abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, e chi fosse interessato ad acquistare il libro, in fondo alla sala ce ne sono alcune copie di questo libro curato dalla professoressa Albanese insieme a Lucia Ceci, pubblicato da Viella. Prego. Se lei dovesse scrivere questo libro per la Germania, come sarebbe la situazione? Mi sembra, almeno da quanto ne so io, un po' diversa da quella italiana. Niente, forse mi può spiegare questo. Grazie. Sì, io in realtà poi non vi ho raccontato il libro, che è un libro con diversi autori e in cui ci poniamo il problema di parlare di alcuni problemi specifici e alcuni monumenti specifici, e io cerco appunto di fare un quadro più generale che in parte è quello che vi ho raccontato. La Germania, io ho evitato di parlare di Germania, ogni tanto avevo la tentazione, ma effettivamente è così. Non bisogna idealizzare la Germania, perché la transizione dal nazismo alla democrazia è stata ed è sempre una transizione complicata. Ciò detto, è evidente che per il mondo democratico, anche conservatore e di destra tedesco, non sarebbe possibile pensare di costruire un monumento a Graziani negli anni 2000. Perché un pezzo della storia che io non vi ho raccontato è che a partire dagli anni 90 con più forza c'è stato un riattivarsi dovuto a trasformazioni politiche, nuovi governi, nuove forze diciamo politiche nelle amministrazioni comunali. C'è stato un riattivare la memoria storica del fascismo e anche della Repubblica Sociale Italiana attraverso una nuova fase monumentalistica e onomastica.
si sono moltiplicate le vie dedicate a Giorgio Almirante, si sono moltiplicati i ricordi di Graziani. In questo momento c'è questo monumento, c'è anche un parco giochi per bambini dedicato a un criminale di guerra, Graziani. Allora, questo non sarebbe stato possibile finora in Germania. La Germania, a partire dagli anni 90, ha fatto un percorso molto diverso. Quel percorso è stato reso possibile. C'è un bel libro di Tommaso Specker, pubblicato dalla Terza sulla Germania, si intitola, non mi ricordo come, ma insomma dove lo trovate, perché c'è la Germania nel titolo, e la Germania sì che ha fatto i conti col fascismo, una cosa del genere, in questa serie fact checking. Però a partire dagli anni 90 in modo particolare, la riunificazione è stata anche un momento per riattivare una riflessione sul passato in senso ancora più radicalmente e forse più però internamente antifascista. Cioè, mentre nel post 45 questo processo era stato largamente veicolato dagli alleati, nel post anni 90 questo è un processo che è stato molto riattivato dall'interno. In questo senso a me pare che il post 89 sia stata un'occasione persa per l'Italia. Cioè un'occasione persa per fare i conti con il passato, rifletterci e anche appunto fare dei passi avanti, cioè prendere le distanze da un passato che poteva essere un passato problematico non solo per la parte della cittadinanza che si riconosce pienamente, poteva essere un'occasione per fare i conti con il passato per tutta l'Italia, da sinistra a destra. Così non è stato. E questo ovviamente è parte dei problemi che ci troviamo a vivere oggi, anche se, ribadisco, non è che il fatto che la Germania abbia fatto più acutamente i conti con il nazismo evita rischi di radicalizzazione politica anche in quel paese, quindi certamente non è facile la situazione. Io penso che però per l'Italia sia stata un'occasione persa, anche perché forse c'erano altre priorità in quel momento e questo passato così lontano non sembrava un problema da mettere sotto un focus particolare. Ma certo, anche quando è stata fatta la legge della memoria nel 2000, la legge della memoria non cita la parola fascismo nel testo. Allora non si può pensare di ricordare le deportazioni degli ebrei senza ricordare esplicitamente il fatto che ci sono le leggi razziali del 38 che per molti versi sono più peggiori di quelle del 35 e la collaborazione degli italiani ai processi di deportazione della comunità ebraica, perché se non si riesce a fare questa operazione e quindi a guardare dentro le responsabilità del proprio paese, allora tutto il resto forse non è tanto utile, mi viene da dire.
mille. Mi pare che non ho molto da aggiungere, chiaramente, c'è molto lavoro da fare su questi aspetti. Ed è un lavoro che, diciamo, noi abbiamo cercato sostanzialmente di provare a fare emergere il quadro delle memorie locali e diciamo, lavorarci su un piano nazionale, perché in qualche modo quello che con questi simboli e anche con l'onomastica appare evidente è che, diciamo, c'è una gestione locale di questi luoghi e c'è una visibilità locale di questi luoghi, ma in qualche modo queste storie non sono storie locali, cioè sono legate a un tessuto nazionale, per cui vanno tenute, diciamo, in considerazione per quello che ci raccontano di una identità e di una, diciamo, riflessione identitaria che non è locale, ma appunto riguarda l'intero paese. Io chiuderei qui, sono le 7, ringrazio nuovamente la professoressa e ci diamo appuntamento a venerdì prossimo.